Il nostro doveroso omaggio ad un calciatore catanese, ad un calciatore siciliano scomparso la scorsa settimana, ha aperto la nostra nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale che ritorna dopo 2 settimane quasi di assenza, perché la scorsa settimana abbiamo rivisitato il meglio del calcio Catania firmato Pulvirenti. Ritorna adesso il calcio dilettantistico con la ripresa dei campionati dall'interregionale sino alla seconda categoria. Nuova puntata di Penalty in diretta alle 19 su Sesta Rete di Catania, in replica nella tarda serata e in replica anche domani mattina nella giornata del lunedì. Un saluto alla nostra Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Ciao Ettore, buona domenica a tutti. E in postazione abbiamo come al solito, per quanto riguarda il discorso riguardante il campionato interregionale ed eccellenza, il nostro Carmelo Puglisi, che salutiamo. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E vado subito a presentare il primo ospite della puntata post pasquale, ovvero Francesco Siciliano, giocatore che insomma è molto conosciuto nell'ambiente catanese, ha militato anche in squadre importanti come ad esempio l'Atletico Catania nel campionato di eccellenza. Adesso ha vissuto quest'anno una stagione importante comunque con lo Sporting Barriera. Ciao Francesco. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie, accettiamo sempre i complimenti perché sono sinceri da chi vive il calcio, non dico quotidianamente ma in maniera post lavorativa con grande professionalità. Voglio anche ricordare una cosa importante, che avete perso una partita sicuramente di cartello sabato e avete perso la possibilità di andare direttamente in finale playoff. Parliamo della Sporting Barriera di prima categoria. Sì, abbiamo perso contro la Massimiliana, ovviamente. Spero di ritrovarla adesso in finale. Anche se 3 settimane prima abbiamo perso ovviamente il campionato, perché abbiamo perso con la San Michelese. Però questo è calcio. Il campionato però vostro è stato un campionato straordinario, a prescindere dal fatto che adesso andrete a fare la semifinale playoff. Credo che sia siamo stato un partiti campionato maluccio, bellissimo. però poi ci siamo ripresi e siamo stati fino alla quint'ultima giornata a pari punti con la San Michelese. Poi fino all'ultimo avete abbiamo lottato per vincere il questo campionato. Con Francesco Siciliano parleremo poi nel dettaglio per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Adesso, come al solito in apertura della nostra trasmissione, ci dedichiamo subito al campionato di interregionale, lo facciamo con i risultati e la classifica di questo turno domenicale. A Licata, Messina 2-2. A Vibo Valencia, Vibonese batte Acireale 5-0. A Paternò, Comprensorio Normanno, Agropoli 3-0. A Vallo della Lucania, Gelbison, Nissa 1-0. A Palazzola Creide, Palazzolo, Noto 0-1. A Cava dei Tirreni, Cavese, Cosenza 1-1. Alla Mezzia Terme, San Biase, Ragusa 0-0. A Paola, Comprensorio Montalto, Ribera 1-1. Pareggio a Messina, città di Messina, Savoia 4-1. Chiedo scusa, ho anticipato l'ultimo risultato della nostra Lorena per dire che comunque in classifica rimane immutato il tutto, soprattutto per le prime 2 posizioni, sia per quanto riguarda il pareggio del Messina, sia soprattutto per quanto riguarda il pareggio del Cosenza fuori casa. Ma diamo la classifica al completo. Vai Lorena. In vetta troviamo Messina con 68 punti, segue Cosenza 63. Città di Messina 54 punti, Gelbison 51, Savoia 48, Vibonese 46, Ribera 42 punti, Comprensorio Montalto e Normanno 41, Agropoli 40, Cavese 39, Palazzolo, Licata e Ragusa 37 punti, Noto 36, San Biase 31, Acireale 15, ultima in classifica troviamo ancora Nissa con 8 punti, ricordiamo Messina e Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Il prossimo turno si svolgerà domenica prossima, il 14 di aprile, saranno questi gli incontri: Savoia-Messina, Città di Messina, Comprensorio Montalto, Ribera, Comprensorio Normanno, Acireale Gelbison, Cosenza Licata, Agropoli Palazzolo, Ragusa Cavese, Nissa San Biase e Noto Vibonese. Allora, Carmelo, a questo punto abbiamo già
praticamente il primo verdetto, la Ciliale matematicamente retrocesso nel campionato di eccellenza. Sì, a Vibo Valencia non c'è stata partita, la formazione calabrese ha travolto gli acesi, che tra l'altro sono andati con un gruppo di giovanissimi, un verdetto che era nell'aria, un verdetto scontato. Invece per quanto concerne la vetta della classifica non cambia nulla, il distacco tra il Messina e il Cosenza rimane da 5 punti, anche se oggi entrambe hanno sofferto. Sia il Messina che il Cosenza sono riusciti ad agguantare il pareggio nei rispettivi impegni negli ultimi minuti. Il Messina perdeva fino a 5 minuti dalla fine 2-1 a Licata, giocando una partita anche modesta. Come detto, all'85esimo Costa Ferreira ha tolto le castagne dal fuoco ai giallorossi. Circostanze simili hanno visto la gara di Cava dei Tirreni fra la Cavese e il Cosenza. La Cavese è stata in vantaggio praticamente per tutto l'arco dei 90 minuti. Allo scadere un rigore di Mirko Guadalupi ha consentito alla formazione di Gagliardi di evitare la sconfitta. Un turno sicuramente pro Messina, che mantiene inalterato in vantaggio ma con una giornata in meno. Va sottolineato oggi, Ettore, anche la splendida prova del Città di Messina di Pasquale Rando, che travolge 4-1 in un vero e proprio scontro diretto per le prime posizioni. Al Celeste superato 4-1 il Savoia di Amura in una gara senza storia. Adesso il margine di vantaggio sul sesto posto della formazione di Rando è di 8 punti. Praticamente il Città di Messina è già ai playoff, adesso dovrà solamente consolidare la terza piazza. Va detto che i playoff in Serie D lasciano il tempo che trovano, ma per una matricola rappresentano un traguardo ragguardevole. Certo, io direi di stendere un velo pietoso su questo finale di stagione della Ciliale, ne abbiamo già abbondantemente parlato, scandaloso veramente quello che è successo, ed è la dimostrazione dell'improvvisazione da parte di alcuni dirigenti che evidentemente si spacciavano per tali e poi alla fine non lo erano per niente. Allora, sottolineiamo però una cosa importante: a discapito del Palazzolo, la vittoria del Noto, che in un certo senso alimenta ancora di più la possibilità di una salvezza per la squadra siracusana. Assolutamente, anche perché i risultati di questa giornata sono assolutamente favorevoli al Noto, che adesso è a un punto dalla salvezza diretta, visto che il Ragusa non è andato oltre il pareggio alla Mezzia Terme contro il Sambiase. Il Licata, come abbiamo detto, ha perso una grande occasione al Dino Liotta, aveva oggi la possibilità di battere la capolista e conquistare 2 punti pesantissimi in chiave salvezza, e in questo contesto di questa lotta per i play-out va sottolineata anche la bella vittoria del Paternò, che ha superato per 3-0 l'Agropoli grazie alla doppietta di Mattia Mastrolilli. Tra l'altro è stato anche un turno favorevole alle siciliane, se vogliamo, in chiave salvezza, proprio anche per il discorso della Cavese, che non è andata, che si è fatta riacciuffare nel finale dal Cosenza. Sentiamo un pochettino il nostro ospite cosa ha da dire su questo campionato di interregionale, che ha visto il Messina assoluto quasi protagonista per buona parte del campionato, il Città di Messina che incalza magari cercando di trovare le posizioni giuste in prospettiva playoff, ma soprattutto questa delusione della Ciliale, che io direi quasi di non parlarne più, perché sarebbe secondo me irrispettoso nei confronti dei tifosi che hanno cercato fino all'ultimo di capire cosa stava succedendo. Quando se ne sono accorti era già troppo tardi, ma soprattutto di molte squadre siciliane che comunque stanno cercando di non retrocedere nel campionato di eccellenza. Infatti, Ettore, hai detto bene, perché comunque vedo, essendo siciliano, ci sono troppe squadre in bassa classifica. Questo ovviamente sta a significare che non ci sono Possiamo rivedere un attimo la classifica, così la commentiamo con il nostro ospite, perché effettivamente con Carmelo ne abbiamo parlato per moltissime settimane, a parte la Sambiase, poi il resto è tutto Sicilia. Abbiamo Ragusa, Noto, la Cireale, la Nissa stesso, che comunque ha fatto sempre ottimi campionati. Poi abbiamo le 2 squadre di Messina che per fortuna sono lì sopra. Sicuramente Messina ha i mezzi, ha la squadra formata per vincere il campionato. Comunque giocatori. Perdonami Francesco, parentesi, riabbracciamo purtroppo nel mondo del dilettantismo il Milazzo, che oggi ha perso in casa con il Renate ed è matematicamente retrocesso in Serie D. Perdonami. Sì, sono comunque una situazione un po', diciamo, se posso dire, scandalosa, perché non trovare tutte queste squadre così
significa che presidenti non ce ne sono, non vogliono investire nel territorio siciliano. Non ci sono soldi, non ci sono soldi, giustamente la crisi attanaglia anche il mondo del calcio e puntuale arriva anche l'uragano nel mondo del football, anche e soprattutto dilettantistico, dove chiaramente non essendoci grandi cifre le difficoltà sono maggiori sotto questo punto di vista. Noi, se non sbaglio, abbiamo adesso un collegamento telefonico con l'ex allenatore del Palazzolo, Gaspare Cacciola. Con lui vogliamo un attimo fare anche il punto della situazione su questa parte finale del campionato di interregionale. Gaspare, ci senti? Sì, ci sono, Ettore. Perfetto, grazie, grazie. Buonasera Carmelo e tutti i telespettatori, una buona serata. Grazie Ettore. Gaspare. Io Gaspare. prima di parlare del campionato interregionale volevo insomma cercare di ricollegare anche ad un video che abbiamo mandato in onda poi subito dopo la nostra sigla iniziale, ovvero Enzo Berti, che tu hai avuto sicuramente la fortuna di conoscere proprio ad inizio stagione al Palazzolo. Vuoi darci un tuo ricordo personale? Ma chiaramente il ricordo di Enzo per me è una persona splendida, una persona che viveva il calcio, una persona che sicuramente non mi aspettavo di ricordare in queste circostanze. È stato un dramma, purtroppo le spiegazioni è difficile trovare un gesto che sicuramente nessuno si aspettava. È vero, è vero, è vero. Un ricordo particolare, un'emozione che hai vissuto con lui, soprattutto appunto nella parte iniziale del campionato. Ce lo ricordi? Ma io ho dei ricordi legati a Enzo sicuramente splendidi, perché abbiamo lavorato in estate assieme, abbiamo cercato di fare una squadra competitiva, anche se poi magari i risultati non sono arrivati. E comunque ho di Enzo ricordo la voglia, la determinazione, la convinzione di intraprendere una nuova carriera, che era quella appunto del direttore sportivo. Pazienza. Gaspare, voi siete stati amici per tanti anni, Sì, mi senti? senti Gaspare? Sì, adesso sì. Sì. Voi per una sorta siete stati amici per tanto tempo, vi conoscevate da tantissimo tempo, però per una sorta di scherzo del destino non avevate mai giocato insieme. Vi siete trovati su questo progetto Palazzolo che avevate iniziato con grande entusiasmo? Pronto? Sì, sì, sento male, sì, praticamente non avevamo mai giocato assieme. Però chiaramente c'era un'amicizia che ci legava da vecchia data. E niente, sicuramente... Sono notizie che sconvolgono, posso immaginare, Gaspare, io posso immaginare. Chiaramente mi sono collegato, ho visto il video che avete dedicato a Enzo, chiaramente mi sono venute le lacrime agli occhi. Possiamo immaginare. Lo abbiamo fatto perché crediamo che insomma, la figura di Enzo Berti possa rappresentare per tantissimi giovani un punto di riferimento, un calciatore, un uomo che aveva sempre lottato in campo e fuori e ci ha sorpreso. Anzi, a tal proposito colgo l'occasione chiaramente per insomma, formulare le nostre condoglianze ai familiari. Chiudiamo questa parentesi, parliamo del calcio giocato, doveroso in questo caso, e parliamo di questo Palazzolo, tra alti e bassi ancora insomma lo spettro della retrocessione è presente per la squadra siracusana. Sì, praticamente questa settimana avevano una grandissima possibilità, quella di utilizzarsi in piedi, sicuramente una partita difficile. Per loro sicuramente è la partita dell'anno, aveva detto sicuramente condizione quello che sarà il loro finale di campionato. Sicuramente il campionato è difficile, ci sono tante squadre che sono attrezzate bene a dicembre e comunque sarà difficile, ma sono convinto che la squadra riuscirà comunque a mantenere la categoria. Gaspare, oggi con la retrocessione della Cireale non solo si sancisce appunto il triste epilogo del campionato dei Granata, ma si sancisce soprattutto la vera crisi del calcio catanese, del calcio nella provincia di Catania. Perdiamo una squadra in Serie D, non la rimpiazzeremo e l'impressione che dalle nostre parti il movimento calcistico sia veramente in crisi. Tu cosa ne pensi? Sì,
praticamente il tuo punto di vista è praticamente esatto. Chiaramente perdere dalla Serie D un blasone come Cireale purtroppo non è cosa da poco per il movimento catanese in genere. Poi se consideri che anche l'eccellenza, dove gli altri anni chiaramente c'erano almeno 7, 8, 9 squadre della provincia catanese, adesso ne trova appena 3, sta a dimostrare che effettivamente la nostra provincia in questo momento dimostra le Soffre. difficoltà economiche. Soffre tantissimo, soffre tantissimo. Benissimo Gaspare, noi ti ringraziamo per questa tua disponibilità, ci hai promesso che la prossima settimana sarai in studio con noi perché lo vogliamo commentare con più dettagli il campionato di interregionale. Con piacere. Grazie tantissimo, grazie Gaspare Gaspare. Cacciola, ex allenatore del Palazzolo. Allora, a questo punto che dire? Chiudiamo la parentesi del campionato di interregionale, tra poco, anzi subito, perché do la linea alla nostra Lorena, passiamo al campionato di eccellenza. Subito i risultati del girone A e poi chiaramente a seguire la classifica. A te Lorena. Allora, a Castelvetrano, Folgore e Selinunte, Acragas 3-1. A Leonforte, Leonfortese batte Alcamo 2-0. A Bagheria, Atletico Campofranco 2-0. A Palermo, Parmoval batte Camarat 2-0. A Raffadali, Mazzara 0-3. A San Giovanni Gemini, Monreale 1-1. A Custonaci, Riviera Marmi batte San Cataldese 2-1. E a Valderice, Marsala 2-4. In classifica l'Agragas rimane come al solito sempre in testa, d'altra parte il campionato lo ha già vinto, mentre sorprende un po' tutti la sconfitta dell'Atletico Campofranco che rimane comunque solitario al secondo posto. Guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo ancora Acragas con 65 punti, segue Atletico Campofranco 55, San Giovanni Gemini 54, Riviera Marmi 50, Alcamo 44, Raffadali 40 punti, Leonfortese e Folgore Selinunte 37, Camarat 36, Mazzara 33, Marsala 31, Parmoval 29 punti, San Cataldese 28, Monreale 27, Valderice 26, ultima in classifica troviamo Bagheria con 24 punti, ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Grazie Lorena, e a questo punto diamo visione del tabellino per quanto riguarda la prossima settimana. Domenica 14 di aprile si giocherà San Cataldese Bagheria, Monreale Leonfortese, Folgore Selinunte Mazzara, Atletico Campofranco Parmoval, Camarat Raffadali, Marsala Riviera Marmi, Acragas San Giovanni Gemini ed infine Alcamo Valderice. Allora Carmelo, io non voglio essere polemico, però credo che qualche risultato un po' ci sorprende, qualche squadra ha mollato e qualche punto è volato in maniera molto più semplice. Non è polemica, però guardando i risultati e guardando un po' la storia soprattutto di questo girone, tutto questo mi sorprende. A te Carmelo. A me sorprende soprattutto il risultato, la sconfitta dell'Acragas sul campo della Folgore. Se devo essere sincero invece la sconfitta dell'Atletico Campofranco con il Bagheria mi sorprende un po' meno, perché il Bagheria, nonostante l'ultimo posto in classifica, è una squadra estremamente viva, quindi tutto sommato ci può stare il risultato a la partita sorpresa. della disperazione per il Bagheria. La partita della disperazione, anche se il Campofranco sarebbe dovuto a mio avviso scendere in campo con maggiori motivazioni, certo, perché comunque il San Giovanni Gemini è alle calcagne per il secondo posto e il secondo posto in chiave playoff pesa. Tuttavia anche il San Giovanni Gemini si è accodato a questo trend negativo delle prime del girone A di eccellenza, non andando oltre l'1-1 in casa con il Monreale. Allora una battuta con il nostro ospite, perché poi parliamo subito del girone B. L'Acragas, insomma, loro contro tutti, però gli altri tutti hanno mollato abbondantemente prima, perché chiaramente la squadra dei Rigoli era decisamente una spanna, molto più di una spanna superiore. Mentre invece ci sorprende il fatto che comunque altre squadre hanno arrancato durante la stagione. Se riguardiamo la classifica possiamo notare che comunque tra l'Atletico Campofranco, che ha 55 punti, poi alla fine si lotta ancora per i playoff a 44, voglio dire, la classifica è un po' lunga. Ma la parte centrale forse sarà un po' più combattuta il campionato, dato che sono tutte queste squadre a
5 punti, ci sono magari tutte queste squadre con 5 punti di distacco. E poi ovviamente l'Agragas c'è stato proprio un divario Notevole, esagerato, nettamente direi. più forte come squadra. È vero, è vero. Bene, passiamo adesso al girone B del campionato Eccellenza, lo facciamo chiaramente insieme a Lorena e i risultati con la successiva classifica. A Capodorlando, Orlandina, Aci Sant'Antonio 4-0. A Comiso, Comiso batte Atletico Gela 2-1. A Modica, Modica vittoria 0-0. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca 2 Torri 0-4. A Rosolini, Rosolini Mister Bianco 0-2. A Taormina, Taormina batte Nuova Igea 4-0. A San Gregorio di Catania, San Gregorio Real Avola 1-3 e a Mazzarà Sant'Andrea, Mazzarà Tiger 0-1. L'Orlandina vince finalmente questo campionato, lo fa alla grande vincendo in casa con l'Aci Sant'Antonio e raggiunge questa fatidica vittoria che le permette di raggiungere il campionato di interregionale la prossima stagione. Guardiamo la classifica al completo perché soprattutto nella zona bassa insomma, la storia continua. Prima in classifica troviamo Orlandina con 60 punti, segue Vittoria 52. 2 Torri 51 punti, Tiger 47, Nuova Igea 46, Modica 45, Aci Sant'Antonio 43 punti, Mazzarà 38, Mister Bianco 37, San Gregorio, Real Avola e Taormina 35 punti, Comiso 24, Rosolini 22, Atletico Gela 16, ultima in classifica troviamo Atletico Villafranca con 15 punti, ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Si giocherà come al solito domenica prossima, un'altra giornata, sarà la 29esima, questi gli incontri in cartello: Atletico Villafranca Aci Sant'Antonio, Real Avola Rosolini, Nuova Igea Comiso, Vittoria Mazzarà, 2 Torri Modica, Atletico Gela Orlandina, Tiger San Gregorio ed infine Mister Bianco Taormina. Allora, l'Orlandina ha vinto il campionato, tutti felici e contenti perché una squadra messinese insomma si aggiunge al gruppo dell'interregionale per la prossima stagione. Nella zona bassa a questo punto c'è gran bagarre perché insomma qualche risultato ancora una volta ha rimesso in gioco il tutto. Carmelo. Oggi dobbiamo innanzitutto fare i complimenti e gli auguri all'Orlandina di Giuseppe Raffaele che da oggi è matematicamente promossa in Serie D. In realtà noi durante l'anno, Ettore, ci siamo anche un po' divertiti a trovare difetti ad una squadra che oggettivamente difetti ne aveva pochi perché era stata costruita in pompa magna. Tra l'altro spesso ci siamo divertiti anche con la dirigenza che spesso ha fatto anche cose roboanti, però dobbiamo dare atto al presidente Romagnoli di aver seguito bene la squadra e di essere intervenuto con il cambio dell'allenatore sostituendo Renato Greco con Giuseppe Raffaele dopo 8 giornate e di essere intervenuto anche sul mercato a dicembre facendo qualche scambio importante con la Tiger. Questo interregionale lo volevano proprio. Lo volevano proprio e hanno fatto bene durante l'anno, quindi tutto sommato è una vittoria meritata. Oggi è stata una giornata agrodolce per le 3 formazioni catanesi. L'Aci Sant'Antonio ha fatto la vittima sacrificale al merendino di Capodorlando, come abbiamo detto. Il Mister Bianco ha ottenuto una bella vittoria esterna condannando il Rosolini all'immediato ritorno nel campionato di promozione. Male invece il San Gregorio di Malaguarnera che ha perso 3-1 in casa con il Real Avola e dopo aver trascorso una Pasqua tutto sommato serena, adesso la formazione giallorossa etnea dovrà lottare fino alla fine per evitare i play-out, anche per quelli che sono stati i risultati di oggi, con il sorprendente, anche se vogliamo, ritorno alla vittoria del Taormina che ha travolto per 4-0, niente poco di meno che la quarta forza del campionato, cioè la Nuova Igea di Alacqua. Perfetto, allora parliamo con il nostro ospite, questo campionato lo conosce, insomma l'ha pure giocato alla grande con l'Atletico Catania qualche stagione fa, un campionato che a prescindere dalla vittoria netta a questo punto dell'Orlandina ha fatto capire che le difficoltà sono tantissime in molte società, qualche società poi è stata costretta a ritornare sul mercato, questo credo fa capire una certa anche approssimazione, soprattutto a luglio-agosto quando le squadre vengono diciamo formate, amalgamate.
Si organizzano sì in questo periodo. Io penso che a parte l'Orlandina, che comunque è un'ottima squadra, diciamo il Vittoria come antagonista all'Orlandina poteva meritare la vittoria del campionato. Soprattutto c'è stato un periodo che insomma era lì, era Sì, proprio sì, vicinissima. Sì, ha lottato, poi c'è comunque forse sotto a 51 punti c'è anche il Due Torri, C'è il Due Torri, sì. un'altra squadra del Riguardiamo la messinese, classifica quindi dalla regia, grazie, gentilissimi, perché così comprendiamo che effettivamente molte squadre hanno tentato di insomma, tarpare le ali all'Orlandina, alcuni ci sono riusciti per qualche giornata, altri poi alla fine hanno mollato, mentre ci interessa, e qui Carmelo ci può dare anche un suggerimento, questa zona retrocessione ingarbugliata, no? Dove adesso anche il San Gregorio è ritornato con qualche problema. certo, perché comunque Chi può vedi essere con buone probabilità dentro il play-out? Adesso, in base comunque agli scontri per quanto riguarda la prossima settimana, adesso non so con chi gioca il San Gregorio. San Gregorio giocherà a Messina con la Tiger, quindi sarà una quindi brutta partita perché dura. la Tiger non deve perdere punti. Dura, Carmelo. ovviamente. Sì, io intanto devo rettificare una cosa che erroneamente ho detto prima. Ho detto il Rosolini, condannato infatti. alla promozione, in realtà sono matematicamente retrocesse in promozione l'Atletico Gela e l'Atletico Villafranca. Volevo annotare Vorrei correggerla, mi sono corretto in non vorrei che mi fossi cosa. sbagliato io. No, mi chiedo. Ecco, allora, riguardiamo un attimo la faccio classifica ammenda. per capirci bene tutti. In questo caso retrocedono il campionato di promozione le ultime due che sono Atletico Gela e Atletico Villafranca, poi ci saranno altre 4 squadre che giocheranno i play-out. Sì. Giusto? Sì. E in questo momento abbiamo Rosolini, Comiso, San Gregorio, Real Avola e Taormina. Lì bisogna vedere il computo tra gli scontri diretti Sì. fra San Gregorio, Avola e Taormina. Non vorrei dire una sciocchezza, Sì. però credo che ad oggi, a memoria, così vado a memoria, i play-out li farebbero San Gregorio e Taormina. Credo che l'Avola negli scontri diretti sia messo Potrebbe meglio, essere ma non vorrei sistemato. dire un'inesattezza. Più che altro in questo momento C'è il famoso distacco dei 15 punti ancora. c'è da vedere. esattamente il distacco dei 15 punti, quindi teoricamente si potrebbe giocare un Anzi, solo 10, play-out, 10. dei 10 punti, quindi teoricamente si dovrebbe giocare un solo play-out. Insomma, È una capiremo situazione bene tutto già dalla nelle prossime settimana. settimane. Più che altro, Ettore, per completare il ragionamento sul campionato di eccellenza, e questo torneo parla messinese non tanto oltre che per la vittoria dell'Orlandina, anche per il ritorno di Gran Carriera nei playoff, dove vivono una condizione di forma straordinaria sia il Due Torri, che ha travolto 4-0 il Villafranca, ma anche la Tiger, che con il successo nel derby di Mazzarrà si rifà sotto in chiave playoff. Allora, per chiudere, l'ultima battuta su questo campionato insieme a Francesco la voglio fare riguardante i playoff. Abbiamo detto che abbiamo il Vittoria, il Due Torri, Tiger e Nuovigea in questo momento. Tra queste 4 squadre continua a dire che il Vittoria potrebbe essere insomma la più favorita? Sì, io penso che Vittoria è comunque è una città, cavolo. quindi comunque merita anche una piazza magari più importante. Però l'entusiasmo del Due Torri può creare qualche... Vedremo. Vedremo. Benissimo, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di interregionale, salutiamo Carmelo. Allora, Dimmi, Carmelo. prima di salutare due Sì. cose, rifacendo il conto, tornando sul Sì. discorso dei play-out di eccellenza, Non così per molli essere su questa preciso, cosa dei play-out. assolutamente, secondo la regola di 10 punti a 180 minuti dalla fine, i play-out non si farebbero, perché andrebbero direttamente giù Comiso e Rosolini per il distacco dei 10 punti. Quindi Proprio Rosolini l'hai già condannato conto. ancora prima. Esattamente. Oggi, insomma, questi poi sono momenti Certo. concitati, perché le classifiche in questo momento pesano veramente parecchio. Nulla è ancora scritto. Nulla è ancora scritto. Prima di chiudere, Sì. volevo fare i complimenti al nostro ospite, Sì. a Francesco Siciliano, perché col suo Sporting Barriera arriva da 2 stagioni Straordinarie. straordinarie. Ed è strano che un calciatore con le sue qualità non trovi mercato in eccellenza in promozione. Dovremmo aprire un Parentesi. capitolo a parte di quanti Parentesi. giocatori meriterebbero No, ma lui- categorie superiori. Noi non facciamo sconti a nessuno, È lui vero. lo merita perché arriva da 2 stagioni straordinarie in prima. È vero. Con lui Grazie. parleremo anche di questo campionato dello Sporting Barriera. Salutiamo anche Lorena, Sì, che ci rivedremo la vediamo settimana domenica prossima. Allora mi E lanci la adesso pubblicità. andiamo alla pubblicità tra Ok. pochissimo.
Rientrati in studio, subito il saluto alla nostra splendida Giada Di Grazie, Mauro, ciao, che e buona domenica come al a tutti. solito insomma, inaugura questa seconda parte del nostro programma. Sì. E salutiamo anche in postazione il nostro Alessio Di Mauro, perché con lui parleremo del campionato di promozione. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai visto, adesso finalmente non sbaglio più nome e cognome, Ho imparato bene la lezione, anche perché adesso te lo scrivono anche sotto, quindi non ci si può sbagliare sotto questo punto di vista. Allora, abbiamo sempre il nostro ospite Francesco Siciliano, subito i risultati. Allora, Sì. Campionato di promozione, girone A, chiaramente la parola a Giada. Campobello di Mazzara, Aragona 2-2. Partinica Audace, Atletico Corleone 2-1. Terasini Cianciana 0-3 a tavolino. Canicattì Carini 1-0. Strasatti Dattilo 1-0. A Piana degli Albanesi, Mussomeli batte Scandeberg Piana 2-0. A San Cataldo, Salemi batte Sera di Falco 3-2. A Favara, Profavara, Sciacca 5-0. Grande vittoria del Pro Favara, che in un certo senso festeggia ancora di più questa promozione nel campionato di eccellenza. In testa abbiamo il Pro Favara, guardiamo la classifica al completo. Sì, Profavara in vetta con 68 punti, segue Sera di Falco 57, Canicattì 50, Salemi 49, Sciacca 46, Carini e Mussomeli 42, Dattilo e Cianciana 41, Strasatti 40, Atletico Corleone 37 punti, Aragona 34, Campobello di Mazzara 25, Partinica Audace 24, Scandeberg Piana 19 e concludiamo con Terasini che si è ritirato. Ricordiamo che Campobello di Mazzara e Partinica Audace hanno un punto di penalizzazione. Bene, sottolineiamo anche il prossimo turno, qualche partita: Atletico Corleone Canicattì, Aragona Terasini, Salemi Strasatti, Dattilo Partinica Audace, Carini Pro Favara, Campobello di Mazzara Sciacca, Mussomeli Sera di Falco ed infine Cianciana Scanderbeg Piana. Allora, Alessio, a questo punto possiamo solo ancora una volta fare un plauso al Pro Favara, Sì. che insomma continua anche a vincere dopo aver già vinto il campionato. Che infatti ha vinto il campionato, oggi ha vinto contro lo Sciacca per 5-0 e ha consolidato la leadership del girone A di promozione. Il Serra di Falco invece ha fallito la chance di staccare il Canicattì terzo in classifica e aumentare il distacco maggiore di 10 punti, perdendo contro il Salemi in casa per 3-2. Il distacco adesso dal Canicattì è di 7 punti e questo consentirebbe al Serra di Falco di disputare i playoff. Perfetto, passiamo subito al girone B, siamo sempre alla 28esima giornata, risultati e poi la classifica insieme alla nostra Giada. Cus Palermo Ciappazzi 5-4. A Palermo Collesano batte Equip Palermo 3-0. Cefalù Delfini Vergine Maria 2-0. Montemaggiore Mamertina 0-1. A Patti Real Calcio batte Patti 5-2. Spadaforese Rocca di Caprileone 0-0. Igea Virtus Sacro Cuore Milazzo 3-2. Sant'Agata Torregrotta 0-0. Insomma, in questo girone B del campionato di promozione nulla è ancora scritto, perché il pareggio della squadra messinese Rocca di Caprileone riapre ancora una volta i giochi sia per la squadra di Cefalù che l'Igea Virtus. Ma guardiamo la classifica al completo. Rocca di Caprileone 64 punti, Cefalù e Igea Virtus 62, Spadaforese 57, Sacro Cuore Milazzo 50, Ciappazzi 41, Montemaggiore 38, Mamertina 36, Torregrotta e Real Calcio 35, Cus Palermo 34, Sant'Agata 28, Delfini Vergine Maria 26, Collesano 21, Equip Palermo e Patti 11,
Equipe Palermo ha un punto di penalizzazione. Guardando un pochettino il prossimo turno, forse soltanto il Cefaluccia ha una partita un po' più difficile rispetto alla squadra di Rocca di Caprileone e Ligea Virtus. Andrà a giocare contro il Sacro Cuore di Milazzo, che è ancora in corsa per quanto riguarda i play-off. Sì, anche perché sia Ligea Virtus che il Rocca di Caprileone giocheranno Ligea Virtus in trasferta contro il Mamertina, che ormai non ha più nulla da chiedere al proprio campionato, e il Rocca di Caprileone giocherà in casa contro il Monte Maggiore. Stesso discorso per il Mamertina. Come hai detto bene tu, il Rocca di Caprileone ha pareggiato 0-0 e ciò consente a Cefalù e Igea Virtus di avvicinarsi alla vetta. Infatti ora la vetta dista solo di 2 punti e chissà se queste 2 giornate possano regolare qualche sorpresa. Però ci in piace questo girone. che ci sia ancora, sì, un insomma, po' di suspense non fa mai male, suspense, assolutamente sì. Bene, bene. Quando c'è suspense io credo che, qui Ciccio ce lo può confermare, c'è più gusto, no? Ogni partita diventa una partita importante, l'importante è che si mantiene sempre sulla linea della professionalità, del dilettantismo e anche della sportività. Sì, perché poi dopo qualche partita di questo genere certe volte si esagera, allora ci si litiga più facilmente. Quella ovviamente è la prima cosa, il rispetto, poi si sa in campo, quando entri dentro il campo Cambia magari tutto, cambia tutto. non conosci nessuno, però chi sta davanti si sente inseguito, poi a 2 punti ovviamente. Certo. Ligea Virtus è un'ottima squadra, abbiamo incontrato noi l'anno scorso in prima, è quella che è salita. Infatti, che poi è salita il campionato di promozione, poi ha vinto vuole salire ancora di più. Ha vinto anche la Coppa. Tra l'altro lo stesso sì, Ciccio Siciliano è reduce dallo scontro al vertice tra Sporting Barriere e Aquila San Michelese di qualche settimana fa. È stata la festa dello sport, non so se mi puoi confermare, grande correttezza, la prima contro la seconda. È vero. Questo vuol dire che lo sport alla fine sa anche trionfare. Ma deve sull'agonismo. trionfare, deve assolutamente trionfare, ci mancherebbe. Come adesso deve anche trionfare il nostro breve spot pubblicitario. Sì, guardiamolo insieme. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a €34,90. Eccoci rientrati, adesso altri 2 gironi del campionato di promozione, il girone C ed il girone D. Iniziamo con il girone C, 28ª giornata. Risultati. Enna a Giranissoria 0-3 a Tavolino. A Castiglione di Sicilia, Randazzo Belpasso 3-1. Real Belpassese Nicosia 2-0. Via Grande Real Giarre 0-0. Fiume Freddese batte Riviera dello Stretto 1-0. A Troina San Sebastiano batte Troina 4-0. Pistunina Sport Insieme 3-1. Il Real Santa Venerina riposa. In testa il San Sebastiano e poi c'è sempre il solita bagarra nella zona alta, tra l'altro con il pareggio nel big match Via Grande Real Giarre. Guardiamo comunque la classifica e poi la commentiamo con Alessio Di Mauro. San Sebastiano 58 punti, Via Grande 55, Real Giarre 53, Real Belpassese 52, Randazzo 51, Pistunina 50, Fiume Freddese 39, Belpasso 36, Troina 34, Sport Insieme 30, Agiranissoria 27, Riviera dello Stretto 24, Real Santa Venerina e Nicosia 16. Enna e Scommettendo sono state escluse dopo 4 rinunce. Allora, il punto della situazione con Alessio è molto chiaro, nel senso che comunque cercheremo di capire un po' come si giocheranno questi playoff, perché ancora è tutto aperto, lo stesso Randazzo, Pistunina possono dire la loro, no?
Assolutamente, sia l'ingresso ai playoff fino al Real Giarre è tutto aperto, anche perché Pistunina, Randazzo, Real Belpassese, Real Giarre sono tutti lì Certo. in 3 punti. Diciamo che tra queste 5 squadre soltanto una non farà i playoff. Infatti, sì. Quindi una su 5 è la dimostrazione che c'è poi bagarre anche per la posizione, no? Sì. Lo Sporting Barriera ne sa qualche cosa, adesso poi ce la racconterà questa sua esperienza in vero. negativo, no? Che hanno perso la possibilità. Vabbè, poi ne Tra parleremo l'altro, di prima categoria. escludendo il San Sebastiano, che secondo me oggi ha messo il punto su Sì. questo campionato, vincendo 4-0 a Troina, il Real Giarre ha sprecato l'occasione, quella piccola occasione che aveva per insediare la capolista. Il Real Giarre, tra l'altro, che qualche settimana fa ha visto il verdetto della partita persa a tavolino contro il Riviera dello Stretto, sconfitta ad entrambe le squadre per la fatidica rissa in campo. Infatti, io la battuta con Francesco però la voglio fare perché lui questo girone, queste squadre le conosce molto bene, Via Grande, Giarre, la stessa Real Belpassese, un po' meno forse il San Sebastiano, no? Però è una sorpresa in positivo. Le squadre più sull'Enna È un po' più difficile. A proposito di Enna, qui non ci dimentichiamo che insomma l'Enna è stata esclusa poi alla fine perché dopo 4 rinunce diventa obbligatoria l'esclusione ed è la dimostrazione ennesima del fallimento. Parliamo di Enna. Parliamo di Enna, capoluogo di provincia, parliamo di Enna che ha fatto la Serie C, parliamo di Enna che con tantissimi abitanti si ritrova a non poter neanche giocare un campionato di promozione e cercare di conservare la categoria. Ha dell'incredibile. Sì, sicuramente. Infatti, comunque, parlando anche delle squadre dei playoff, Alessio diceva benissimo che sì, si giocano il posto per chi arriva secondo, perché gioca la seconda. Sì. Il fattore campo perché giochi in casa. Certo, giochi in casa. Ovviamente comunque io volevo dire che per quanto riguarda il Real Giarre ha fatto un ottimo campionato, è stata la squadra rivelazione penso di questo siamo girone. tutti d'accordo. Poi ci stanno, sì, queste cose sì, non dovrebbero ovviamente accadere. Noi le abbiamo trattate tra l'altro la settimana scorsa, 2 settimane fa in maniera dettagliata. La rissa di Messina dello scandalo. Sì, poi lì tutti quanti, io non siamo stati, sì, Guarda, è sempre così. Noi abbiamo avuto i 2 presidenti al telefono la stessa domenica, Certo. I fatti erano successi sabato, entrambi chiaramente si sono scusati, però insomma raccontare il fatto di cronaca anziché il fatto sportivo ci dispiace, condanniamo il fatto diciamo, di cronaca e noi vogliamo che trionfi solo lo sport. Chi sbaglia paga, pazienza, purtroppo spesso e volentieri la federazione poi fa di tutto un'erba un fascio, nella speranza che magari in queste partite un po' tutti si prendano le proprie responsabilità. Adesso non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente, dispiace soprattutto per commentare, come dicevi tu, il fatto di cronaca per quello che è successo sul campo. Volevamo confermare, volevamo commentare piuttosto una vittoria di ambedue le squadre, però purtroppo è andata così. La federazione, come dici tu, spesso dà un giudizio forfettario assegnando la sconfitta ad ambedue le squadre. Poi alla fine non posso essere io né tu a decidere chi realmente ha avuto la colpa. Certo. Bene, chiudiamo il campionato di promozione, lo facciamo con il girone D, anche in questa occasione 28ª giornata. Risultati e poi la classifica insieme a Giada. A Licata, Rarinantes batte Sant'Angelo Licata 2-0. Santa Croce Caltagirone 2-1. Città di Augusta Aci San Filippo 2-1. Atletico Catania Enzo Grasso 0-0. Mascalucia Real Niscemi 3-0 a Tavolino. Ad Acate San Pio X batte Real Ragusa 3-1. Scordia Scicli 3-2. A Siracusa Sporting Battiati batte Ellenica 5-1. In classifica Scordia con 67, mentre invece la San Pio ha 64. In poche parole, ancora tutto per aria. Non si sa chi vincerà questo girone, la lotta è comunque ristretta a queste 2 squadre. Diamo il punto della classifica così ci rendiamo conto cosa succederà nella zona bassa, ma soprattutto chi poi disputerà soprattutto appunto i play-off. Come già detto, Scordia 67, San Pio X 64 e proseguiamo Città di Augusta 53, Enzo Grasso 48, Real Ragusa 45, Atletico Catania 44, Scicli 41,
Aci San Filippo e Santa Croce 40, Sporting Battiati 39, Sant'Angelo Licata 36, Rarinantes 33, Ellenica 27, Caltagirone 24, Mascalucia 16, Real Niscemi 2. Ricordiamo che Atletico Catania, Mascalucia e Real Niscemi hanno tutte e tre un punto di penalizzazione. Allora, abbiamo detto bene, è un terno all'otto questa lotta, gioco di parole, tra San Pio e soprattutto questo Scordia che sembrava che avesse un po' allontanato lo spettro della San Pio, ma adesso se la ritrova con altre 2 partite da giocare con il fiato addosso. Sicuramente sì, è una bella lotta, anche se secondo me a vincere questo campionato sarà comunque lo Scordia, anche perché analizzando le prossime partite, le ultime 2, lo Scordia ha una gara difficile, sì, contro la Rarinantes, ma penso che i valori tecnici in campo siano ben differenti. Poi Scordia, che l'ultima giornata mi sembra abbia il Real Niscemi già retrocesso e che tra l'altro non si è neppure presentato a Mascalucia. Insomma, quindi penso che la formazione di Serafino non dovrebbe avere grossissimi problemi. Ciccio Siciliano, questo è stato un campionato abbastanza particolare. Abbiamo visto come la San Pio ha cercato insomma di battere sulla lunga distanza questo Scordia, non ci è riuscito, ha tenuto comunque sempre testa, lo sta facendo ancora perché comunque ancora la matematica non lo condanna, però dietro abbiamo visto soltanto il Città di Augusta, poi il resto è noia. Ci sono sempre, parliamo di 6-7 punti di distacco. E quindi vuol dire che in poche parole non ci sarà una delle semifinali dei playoff. No, proprio Adesso non ci sarà. Non ci sarà già sicuro. La San Pio accederà direttamente alla fase finale sì, affrontando la squadra tra dell'altro Città girone. di Augusto ed Enzo Grasso sulla carta. No, neppure, perché la San Pio ha acquisito un vantaggio maggiore di 10 punti dal Città di Augusta, Anche quindi se la classifica si manterrebbe tale, gli 11 punti consentirebbero alla San Pio di approdare alla finale contro la vincente dei playoff dell'altro girone, che dovrebbe essere il anche C. in questo caso il Città Sì. di Augusta ha perso la possibilità dei Assolutamente playoff. sì. Ed è una cosa sorprendente perché insomma per molte settimane si parlava bene di questo Città di Augusta che poi nella parte finale ha mollato, anche con lo stesso presidente che inspiegabilmente ci ha detto quasi in diretta che le cose probabilmente si sarebbero chiuse a giorni, infatti si sono chiuse in maniera negativa e hanno un po' mollato. Infatti hanno proprio avuto un mollato. calo, Addirittura non hanno più vinto. il presidente stesso scendeva in campo con la sua squadra, quindi diciamo che era una situazione un po' disarmante, sì. Molto strana, Sì, perché molto per strana. molte settimane questo Città di Augusta comunque ha cercato di essere protagonista, lo è stato però in maniera quasi inspiegabile, però ce l'ha detto il presidente, sono finiti i soldi e le stesse amministrazioni non hanno voluto aiutare la società, quindi lui quasi un po' come segno di protesta. Ma è stato onesto. Almeno è stato onesto, giusto? A volte fanno i presidenti, ma non hanno i almeno soldi. in questo caso Cacciaguerra è stato onesto, ha detto no, se l'amministrazione non ci dà insomma, un aiuto non è pensabile, tra l'altro una società senza campo, anche questa ha dell'incredibile, cioè Augusta non ha un campo dove giocare a pallone. Sì, loro hanno una struttura, però in effetti È un privato. è un privato senza tribuna. No, è incredibile. Le recinzioni non ce ne sono. Senti, per chiudere questo girone del campionato di promozione, Scordia San Pio, chi vincerà questo girone? Guarda, io sono di Catania, quindi ho tanti amici della San Pio, quindi io tifo per la Anche San qualche Pio. amico a Scordia sicuramente, no? Qualcuno sì, anche, ci sono, però diamo spazio alle squadre di Catania. Allora, quindi tu Sicuramente. pensi che la San Pio ce la possa fare? In base agli scontri diretti, Alessio dice che è un po' difficile, È un po' però difficile. la San Pio è una squadra pazza. Ovviamente quindi- noi non ci schieriamo con nessuna squadra. Assolutamente, raccontiamo i fatti, però, Raccontiamo dai, i raccontiamo fatti i fatti. e bene o male le statistiche sulle prossime partite portano a dire il nome Scordia. Anche perché la San Pio comunque c'è una partita facile in casa domenica Sì, prossima col Mascalucia col che è Mascalucia. retrocesso, quindi diciamo che i 3 punti la San Pio li ha già fatti. Certo. L'unico problema è sapere se lo Scordia perderà punti. infatti. La San Pio, se posso, Sì. comunque la San Pio deve vincere, perché se non ha 10 punti Certo, di vantaggio certo, dovrebbe fare comunque affrontare certo, la dovrebbe eventualmente ricadere
nel terno all'otto dei play-off, perché comunque non dimentichiamolo, i play-off poi vanno giocati e vanno pure vinti, per cui non è poi sicuro che perché uno va ai play-off Certo. li vince, o sbaglio Alessio? Infatti, anche se con la crisi che c'è nel calcio dilettantistico, tra ripescaggio e cose varie, ci sono altre vie per salire di categoria. Bene, questo non lo volevamo dire, però l'hai detto tu e mi sta pure bene. Bene, continuiamo ad avere il nostro Ciccio Siciliano ospite, tra l'altro adesso ti raggiungerà un giocatore del Bronte, sempre di prima categoria. Salutiamo Alessio allora, settimana prossima è importante perché orientativamente all'80% dovremmo avere quasi del tutto i verdetti finali. Sì. Ciao Ettore e a domenica prossima. Perfetto, noi che facciamo allora? Noi proseguiamo, ma adesso ci fermiamo solo per 5 minuti, a fra poco. No, anche Merlo. Anche me. Dopo il campionato di promozione, campionato di prima categoria, salutiamo il nostro ospite che ci ha raggiunto e si è abbinato in questo caso a Francesco Siciliano. Parliamo di Luca Fallico, centrocampista del Bronte che si è salvato. Ricordiamolo che è una cosa importante, no? Perché qualcuno pensava che quest'anno il Bronte avesse qualche difficoltà, invece poi alla fine si è salvato anche tutto il terzetto della zona, Maletto, si è salvato il Maniacese, per cui sotto questo punto di vista il pistacchio è salvo. Bene, in postazione abbiamo adesso Luca Loisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Allora Luca, punto della situazione con i gironi di prima categoria, con il fatto che le partite sono iniziate alle 16, qualche problema su qualche risultato probabilmente non è arrivato, però orientativamente abbiamo il quadro quasi del tutto completo, Sì. giusto? Ce lo puoi confermare? Sì, la maggior parte dei gironi sono completi e cominciamo dai gironi di cui abbiamo anche le schermate, partendo quindi dal girone D. Sì, Il girone D, che è il girone quasi interamente messinese ad eccezione del Milo, dove già lo Sporting Tormina aveva ottenuto la promozione, non si accontenta e batte per 2-0 il Ghibellina, secondo in classifica, a rafforzare la sua prima posizione. Ghibellina che così viene scavalcato al secondo posto dal Santa Teresa che pareggia per 2-2 a Furci. In questo momento Santa Teresa che andrebbe direttamente in finale playoff, mentre il Ghibellina avrebbe 9 punti di vantaggio sul Furci, quindi rimettendolo in gioco per la semifinale playoff. Ricordiamo che questo girone deve ancora disputare la settimana prossima l'ultima giornata a causa del recupero della settimana scorsa tra Gescal e Santa Teresa, finito 2-1 per i santateresini. In coda alla classifica il Messina Sud, vincendo per 3-2 sulla Robur, scavalca in terzultima posizione la Mediterranea Nizza, che invece viene sconfitto da un Milo che con questa vittoria chiuderà probabilmente il campionato al quinto posto. Per una neopromossa soddisfacente come sicuramente è un neopromossa, campionato soddisfacente. non è male. Dopo il girone D abbiamo il girone E, che sarebbe quello Il catanese, il girone catanese, qui era l'ultima giornata, avevamo già la promozione del Real A, si giocava soprattutto per i playoff e per i playout. Per quanto riguarda i playoff, la quinta posizione viene agganciata dal Grevina che travolge per 6-1 il San Giovanni La Punta e arriva, come detto, quinto in classifica a pari punti con l'Ineri Mister Bianco che era riuscito a imbattere per 1-0 l'Atletico Pedara vice capolista, ma non è bastato perché a causa degli scontri diretti sarà il Grevina a disputare i playoff proprio sul campo dell'Atletico Pedara. Abbiamo Luca Fallico, avete vinto a 3 castagne, quindi è stata una vittoria che ha consolidato in un certo senso la permanenza nel campionato di prima categoria, sperando che adesso questo Bronte costruisca con una struttura del genere che possiede, un campo meraviglioso, una squadra che il prossimo anno possa competere. Luca, come vedi tu la prossima stagione? Ma io vedo la prossima stagione, spero che il Bronte faccia una squadra ancora più competitiva di quest'anno. Sì. Spero che l'anno prossimo magari punteremo ai playoff a questo punto. Perché credo che sia fondamentale, è un bacino importante, no? Vabbè, a parte chiaramente Maniace, a parte Maletto, tutta la zona Biancavilla, San Giovanni di Licodia. Abbiamo una rosa che può competere a livello anche per fare la promozione. Beh, ci sono nomi storici del Bronte, no? Fornito, Ganci, Imbrosciano, Merito, tutti i ragazzi insomma che personalmente conosco anche abbastanza bene. Ma io credo che comunque è fondamentale una buona organizzazione anche tecnica, no? Nel senso anche organizzativa, non soltanto tecnica, anche organizzativa. Organizzativa, ma poi spero anche che l'anno prossimo ci siano anche i fondi per migliorare la squadra e per ampliare la rosa. Sei ottimista? Sì, diciamo di sì.
Per te è stata una stagione un po' travagliata, no? Sì, diciamo un pochettino sì, perché sono stato fermo un paio di mesi, quindi poi ho recuperato. Ho capito. Va benissimo, allora il girone- riprendiamo Luca? Diamo gli altri verdetti che vedranno in semifinale playoff anche Valverde Trecastagni, Sì. terza contro quarta. Mentre, come abbiamo detto, ci sarà Atletico Petare Gravina con un po' di amarezza da parte del linea di Mister Bianco, che sembrava essere avviato verso i playoff, invece in settimana al Gravina sono stati restituiti i 2 punti che aveva avuto di penalizzazione e così ha proprio beffato la squadra di Mister Bianco. Mentre in zona playout ci sarà la sfida tra la DAC 2000 e il San Giovanni La Punta. La partita si giocherà sul campo della DAC, che proprio in quest'ultimo turno è riuscito a scavalcare la squadra di San Giovanni La Punta, mentre da registrare l'impresa del Maletto, che a 5 giornate dal termine si trovava a -9 dal terzultimo posto e invece con 5 vittorie nelle ultime 5 gare è riuscito a salvarsi evitando addirittura i playout. Siamo contenti per Maletto. Passiamo al, Sì. al girone F, girone Vai. anche qui tutto catanese. Sì. Con l'Aquila San Michelese, nonostante aveva già vinto il campionato, ha vinto ancora 4-1 con lo Sporting Catenanuova, condannando proprio lo Sporting Catenanuova alla sfida play-out. In seconda posizione la Massimiliana vince il derby con lo Sporting Barriera per 2-1, una partita molto dura. Sporting Barriera, che era andata in vantaggio con una mezza rovesciata di Siciliano, ribalta la Massimiliana con una doppietta di Barbagallo. Massimiliana che così va direttamente alla finale play-off contro la vincente di Sporting Barriera Barrese. Beh, la vittoria un po' ci sorprende e ci fa capire che comunque questo girone sino all'ultimo è stato ricco ed intenso. Io penso che questo ce lo puoi confermare. Sì, un girone tra l'altro anche di alto livello, perché le prime 4 hanno delle formazioni di tutto rispetto che in promozione potrebbero benissimo ben figurare. Saranno molto incerti questi playoff perché le 3 squadre che li devono disputare sono super giù, il livello non è molto distante, quindi può succedere veramente di tutto e un singolo episodio può fare la differenza in queste 2 partite di playoff. Hai parlato di un Eurogol di Siciliano e a questo punto ce lo deve raccontare, soprattutto che è successo? Dopo il big match importante, non dico che siete crollati, avete forse leggermente mollato e avete perso questa possibilità di passare già direttamente alla finale playoff. Guarda Ettore, siamo partiti male, abbiamo iniziato il campionato con un pareggio, una sconfitta, poi ci hanno tolto un punto, abbiamo avuto un punto Poco di continuità. penalizzazione e poi ovviamente abbiamo fatto la restante parte del campionato, tutte vittorie, pareggi, quindi fino alla quint'ultima giornata eravamo a pari punti con la San Michelese, quindi comunque abbiamo dato tantissimo. Sì. Poi fino allo scontro della San Michelese potevamo vincere il campionato. È vero, è vero. Dall'ipotetica vittoria del campionato siamo passati al terzo posto, perché poi comunque abbiamo perso lì, abbiamo vinto con Castel di Udica e poi abbiamo perso con la E Massimiliana. adesso vi aspettano questi E adesso playoff. vabbè, inizia un nuovo torneo. Un nuovo campionato. Un nuovo campionato, sì. Lo abbiamo Giocheremo detto, con la Barrese. lo avevamo poi- detto prima, non è che è sicuro che si vincono, No, non è infatti, neanche è sicuro un che po'- si perdono, però voglio dire, è un ternallotto il Sì, playoff. hai detto bene, un terno all'otto, giocheremo con la Barrese, la Urina e poi si vedrà. Tutto quello che arriverà ben venga, Ben venga. sotto questo punto di vista. Va bene, allora a questo punto, se non sbaglio, abbiamo un altro girone. Sì, abbiamo il girone G, quello Siracusa-Ragusa. Sì. Un girone dove è successo un po' di tutto. Partiamo con la zona playoff. Ricordiamo che intanto lo Sporting Priolo aveva ottenuto la scorsa settimana la promozione alla categoria superiore, mentre in zona playoff importante la vittoria per 3-2 della Nuova Camarinense a Ragusa contro l'Orsa, una vittoria che permette alla squadra di Santa Croce Camerina di qualificarsi direttamente per la finale playoff, contro la vincente della semifinale tra il Marina di Ragusa e il Città di Canicattini. In coda invece è stata una giornata che ha visto il Pachino pareggiare 1-1 a Canicattini e venire così agganciato dal Perscicli, che si è imposto per 2-1 sulla New Team Ragusa. Quindi adesso all'ultimo posto le 2 squadre sono appaiate e la prossima settimana ci sarà uno spareggio in campo neutro per determinare la squadra retrocessa in seconda categoria. Chi vince disputerà il play-out a Noto contro l'Anetina, che ha perso 1-0 a Friggentini, venendo scavalcata in zona play-out proprio dal Friggentini e anche dal Belvedere, che ha vinto per 1-0 sul campo del Marina di Ragusa, terzo in classifica e ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato. Proseguiamo. Chiudiamo il quadro con il girone H, che ha visto la Libertas Ragalmuto vincere il campionato e vince anche il derby con lo Sporting per 3-1. Una sconfitta per lo Sporting che vuol dire dover disputare almeno la finale playoff, perché in caso di vittoria sarebbe stata a più 11 sull'Accademia Empedoclini e sarebbe andata direttamente allo spareggio con la vincente del girone G.
Invece in questo caso lo Sporting Regalmuto è in finale playoff contro la vincente tra Accademia Empedoclina e Milena, che tra l'altro si sono affrontate proprio oggi a Milena pareggiando per 1-1. La gara di playoff però si giocherà a Porto Empedocle. In coda è retrocesso il Città di Canicattì, play-out tra Roccapalumba e Atletico Caltanissetta sul campo del Roccapalumba. Anche qui le due squadre si sono affrontate oggi e ha vinto 3-0 il Roccapalumba. Che dire, come al solito sempre preparato il nostro Luca. Dovremmo aspettare ancora forse un'altra settimana, no, per capire ancora ulteriormente i quadri definitivi playoff e playout. Sì, per i gironi A, C e D ci sarà l'ultima giornata della prossima settimana, gli altri 5 gironi invece saranno già ai playoff. Perfetto, benissimo. Allora noi ti ringraziamo, come al solito sei stato esaustivo e ringraziamo anche in questo caso, così lo congediamo, il nostro Francesco Siciliano. Un in bocca al lupo per la parte finale del campionato, che è anche quella più intensa. Crepi il lupo, grazie a voi. Sperando che magari possiate festeggiare una promozione che comunque, diciamolo pure, all'inizio non era stata preventivata, poi magari l'appetito vi è arrivato mangiando e quindi vi siete trovati lì e avete tentato sino all'ultimo di competere. Non è stata preventivata, però avendo in squadra certo, elementi importanti che hanno fatto comunque promozione, l'avevate soltanto fatto promozione, il pensierino ce l'avevate. È normale. Ma sareste pronti già subito per la prossima stagione eventualmente, oppure qualche ritocco credi che in società, insomma... Societario o... No, in società penseranno a fare un ritocco, diciamo, della rosa? Ma qualcuno sicuramente dovrebbe arrivare, magari uno per reparto fa sempre comodo. Anche perché il campionato, insomma, promozione è difficile, è lungo è e bisogna essere competitivi, se no si rischia veramente di smarrirsi. Allora un in bocca al lupo a Francesco Siciliano, grazie. Un ennesimo saluto al nostro Luca Aloisi e noi che facciamo? Adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale, a fra poco. Rientrati in studio e subito parliamo del campionato di seconda categoria. Si sono giocati un po' di playoff. Diamo il saluto chiaramente a Dario Gioffrida che cura ormai dall'anno scorso i campionati di seconda, che sono sempre molto intensi. Dario, ce lo confermi, no? Sì, esatto, lo confermano anche i playoff che sono stati giocati nelle giornate di ieri e oggi. Playoff che per quanto riguarda i gironi che noi seguiamo, è chiaro, è giusto dirlo, non sono ancora completi, in quanto possiamo anticipare che il girone G vedrà il suo epilogo la prossima domenica con la finale tra Russo Sebastiano e Tremestieri Etneo, finale secca in quanto il divario fra le prime 3 della classe e il resto della classifica era veramente oltre i 18 punti. Mentre invece è finito insomma, il sogno, l'avventura dell'Atletico Librino. Abbiamo qui il presidente Salvo Ponticello. Salve presidente. Buonasera. Avete perso 1-0 oggi la semifinale playoff contro il Dakata, 1-0. Però io vedo dal tuo volto, ci diamo del tu, una serenità. Comunque è stato un campionato bello, avete fatto una stagione straordinaria, vi siete presi qualche bella soddisfazione. Credo che tutto quello che avete fatto vi servirà per crescere, credo, no? Per l'anno prossimo sarà un'esperienza in più. Cosa vi è mancato? Cosa è successo che poi alla fine questa sconfitta dei playoff ha fatto sì che il sogno non continuasse? Ma secondo me è mancato un po' di esperienza, perché il campionato di terza è un altro campionato rispetto alla seconda, poi anche degli episodi che secondo me hanno condizionato anche il campionato. Infatti più che altro c'è un po' di rammarico per determinati episodi che sono successi quest'anno. Anche il discorso di oggi, c'è una partita segnata per le ore 11, segnata per le ore 11:30 per l'esattezza. La terna arriva alle ore 13 a Catania, quindi incredibile. Disguido che comunque ha alimentato anche un po' di tensione, di nervosismo all'interno della squadra. Guardi, la mia squadra ha fatto il riscaldamento 3-4 volte. Quindi giustamente si arriva un po' scarichi poi alla fine e questo qui implica tantissimo. Dario, facciamo un po' il punto della situazione così poi ritorneremo a parlare con il presidente Ponticello. Sì, allora cominciamo dal girone A. Come al solito il vincitore di questo girone è Lazio Roma Calcio, che veramente ha sbagliato ben poco in questa stagione. La semifinale
finale era Europa Montelepre Pallavicino, semifinale combattutissima che è andata è finita sul 2-2 anche dopo i tempi supplementari. È stato privilegiato l'Europa Montelepre in virtù della migliore posizione di classifica. La finale sarà contro l'Atletico Trinacria, che era l'unica squadra tra l'altro che ha battuto la capolista Lazio Roma. Quindi prossima partita per il girone A, ultima gara, Atletico Trinacria, Europa Montelepre. Mentre per il girone F? Per il girone F abbiamo la semifinale di oggi è stata Letojanni Peloro Annunziata. La Peloro Annunziata è una squadra in grande ripresa perché la seconda parte della stagione l'ha disputata veramente molto bene, 2-2 nei tempi regolamentari, 2-4 dopo i tempi supplementari. In finale la Peloro Annunziata vedrà il Calatabbiano, che per tanto tempo era stato capolista del girone e che poi invece ha subito il sorpasso dello Sporting Club Giardini proprio nella seconda parte di stagione. Secondo te partirà favorito il Calatabbiano? Direi di sì, a meno che non ci siano dei pericolosi cali di tensione. Poi le partite secche ovviamente non si legano alla logica dei campionati. Ne sa qualcosa il presidente Corticello, che oggi si è perso sicuramente la semifinale playoff. Per quanto riguarda invece il girone G? Il girone G avevamo già anticipato appunto che il girone vinto alla Cibonaccorsi con ampio merito. Il Tre Mestieri e la Russo Sebastiano si affronteranno domenica prossima. In questo caso è veramente difficile fare un pronostico perché le due squadre sono andate quasi di pari passo durante il campionato. La Russo Sebastiano ha fatto una seconda parte di stagione forse migliore. Ha un po' recuperato il gap che si era creato nei primi mesi di campionato. Mentre invece, ritornando a parlare del girone H, del girone dell'Atletico Librino, abbiamo commentato già quasi in apertura appunto questa sconfitta 1-0. Parliamo della partita, Presidente. Beh, com'è andato? 1-0 questo D'Agata, che comunque con il suo mister Battiato abbiamo conosciuto qualche settimana fa, era determinato un paio di settimane fa e probabilmente ha continuato ad essere determinato anche in una partita importante, doveva assolutamente vincere tra l'altro. Allora, è stata una partita strana, una partita non si è tirato in porta, se devo essere... Quindi nervosa da questo punto di vista, nervosa tatticamente. Sì, una partita svolta a centrocampo, quindi poi hanno trovato il gol, importante, hanno trovato un gol subito, quindi poi la partita cambia. Inseguire è sempre più difficile. Poi un po' di nervosismo, come è normale, come sempre. Però tutto entro certi binari. Sì, no, tutto sommato, tutto tranquillo e tutto regolare. A questo punto la finale, Dario, sarà tra l'NB Mister Bianco e il D'Agata. Quindi finale comunque tutta catanese, il girone è stato vinto al Floridia. Io volevo chiedere anche al Presidente, se c'è l'opportunità, quanto può aver influito anche la flessione che a inizio 2013 sia l'NB Mister Bianco ma soprattutto voi avete accusato proprio alla ripresa dell'anno nuovo. Ma questo ha influito tanto perché abbiamo perso dei punti che ci ha distaccato un po' e poi quindi a finale paghi queste situazioni, li paghi perché rimanendo attaccati al gruppo di testa poteva essere diverso. Più facile, sì. Forse leggermente più facile. Anche il rientro del D'Agata sarebbe stato un po' più complicato perché è venuto fuori soprattutto nelle ultime giornate di campionato in maniera veramente molto Ma a questo punto il D'Agata deve continuare a sognare vincendo, solo ed unicamente, perché il Mister Bianco parte con il vantaggio di essere arrivato prima in classifica e quindi a questo punto diventa obbligatorio diciamo che il D'Agata, risultato positivo per il D'Agata. Già in una finale playoff calcoli se ne possono fare pochi, però il D'Agata ne può fare meno di 0. Certo, chiaro, in questo caso è sicuramente così. Volevo ritornare un attimo a parlare con Luca Fallico. Prossima stagione abbiamo detto che il Maletto, la Maniacese e il Bronte ritorneranno a fare il campionato di prima categoria. Ma siccome c'è questa idea sempre del comprensorio, no? Il comprensorio normanno, soprattutto la zona di Paternò, ma avete mai pensato, non tanto tu che sei un giocatore, ma il gruppo dirigenziale di queste società ha mai pensato di raggruppare il tutto in un comprensorio e creare proprio una squadra del pistacchio, no? Per intenderci, quella zona che economicamente è sicuramente importante? Sì, ci sono state delle voci negli anni passati, però non credo che si possano concretizzare queste voci, anche perché diciamo ognuno pensa a sé. E quindi si è un po' egoisti, diciamo di sì. Però secondo me è giusto anche che alla fine ognuno rimane per sé, perché è più la propria identità. Sì, diciamo che è una cosa più originale, diciamo.
però le difficoltà economiche poi ci sono per tutti, no Certo, Luca? questo sì. E Questo quindi poi senza si ombra rischia di magari dubbio. di soffrire come nel caso vostro di queste 3 società. Certo. Io le chiamo le società del pistacchio, Dario, Facciamo me lo puoi confermare? l'Atletico Pistacchiese, tutta un'unica squadra. Allora- Ovviamente colori sociali verdi. Chiaro, beh, ci mancherebbe, non può essere altrimenti, non può essere altrimenti. Bene, allora ringraziamo Luca Fallico Grazie a per tutti. la disponibilità, con la promessa che il prossimo anno speriamo che sia una stagione ancora più positiva, Io non credo- tanto per te perché è stata un po' travagliata di infortuni, Io credo ma di quantomeno sì. per la zona del Brontese. Io credo di sì, anche perché quest'anno per esempio potevamo puntare anche alla zona playoff, per esempio abbiamo avuto l'innesto di Gianluca Catania, Sì. è un giocatore che è capace di farti fare il salto di qualità. Comunque Non è bastato forse. non è bastato, anche perché forse è stato troppo tardi, diciamo, questo innesto. Però diciamo che se la prossima stagione, se ci saranno, come ho detto prima, diciamo, i fondi necessari, potremo puntare anche ad una zona playoff. Il prossimo anno è l'anno del pistacchio a Bronte perché Sì. è ogni 2 anni. No, si fa ogni anno la Ah, serie. adesso è passato Quindi, ogni anno, sì, mi sì. ricordavo che invece era ogni 2 anni. Vabbè, quindi ogni anno è buono per tentare di salire alla china. Certo, ogni anno è sempre Benissimo. buono. Un in bocca al lupo dunque a Luca Fallico e per chiudere anche con il presidente dell'Atletico Librino, prossima stagione a questo punto diventa obiettivo la promozione, no? Perché tu mi hai anticipato dicendo che l'inesperienza ha un po' forse creato un handicap per questa squadra. Il prossimo anno l'esperienza insomma è arrivata quest'anno, quindi dovrebbe essere un po' più facile, dico un po'. Nulla è scontato nel calcio, però penso che Ritornerete il nostro obiettivo più è battaglieri di senza prima? ombra di dubbio, questo sì. Ci sarà qualche innesto? Sicuramente sì. E dal punto di vista invece societario ci saranno delle novità? Pensate di inserire nuovi dirigenti, creare un pool ancora più compatto? Se ci sarà di bisogno sì, lo faremo molto volentieri. Ti vedo ottimista, quindi sotto questo punto di vista, certo adesso c'è un po' il magone della sconfitta che sì. probabilmente Un po' tarda sempre ad andare via, un po'- soprattutto a poche ore di distanza. un po' di Posso rammarico, immaginare quando si perde una finale playoff, a me è successo, quindi può succedere. Allora, Dario, a questo punto possiamo congedare i nostri ospiti? Sì, c'è l'ultima nota sulla città di Siracusa, la terza Certo, chiaro, categoria. doverosa, finale. Non è ancora finita e alla 20ª giornata ci sono risultati veramente molto importanti perché il Città di Siracusa ha battuto 4-0 il Cassaro, Sì. tra l'altro doppietta di Gaetano Favara che abbiamo Sì. avuto un paio di volte in trasmissione, ma soprattutto è importante vedere come il Sicilia Nostra è stato fermato sul 3-3 esterno dal Santa Sofia Sortino Sì. e il Real Belvedere è stato sconfitto all'Atletico Leonzio. Questo significa che al Siracusa manca quasi la matematica per poter festeggiare la promozione in seconda Potrebbe categoria. essere buona domenica prossima a questo punto? Ci dovrebbero essere una serie di risultati, ovviamente comprendono anche la sconfitta del Sicilia Nostra. Siamo a 2 giornate dalla fine, quindi manca pochissimo. Però il connubio tra le due società è molto positivo, li abbiamo avuti ospiti entrambe qualche settimana fa e c'è questa bella unione che li lega e ci fa piacere perché è veramente nel segno della sportività. Sì, una partita, quella di un paio di settimane fa tra le due capoliste, insomma molto tranquilla per le famiglie. Perfetto, ritorniamo a salutare il presidente Ponticello dell'Atletico Librino, Luca Fallico del Bronte. Buonasera. Salutiamo anche la nostra Giada Di Mauro che ci dà appuntamento la settimana prossima con Ti Penalty. saluto anche a te e un bacio grande a voi tutti. Perfetto, io invece a questo punto dopo la sigletta parlerò con Dario Giuffrida della giornata domenicale delle 2 squadre di Serie A, il Catania ed il Palermo. Catania e Palermo, un pareggio per il Catania ed una vittoria incredibile del Palermo a Genova. Devo dire Contro la che ha Samp. riaperto un po' i giochi per la squadra palermitana, quantomeno l'entusiasmo. Sicuramente sì, forse è per far dispetto a noi che qualche settimana fa Perché le si avevamo avvicina dati, il derby. ma non solo, anche perché avvicina il derby. noi li avevamo dati per spacciati, effettivamente però dopo queste 2 partite si è capito che il problema del Palermo sta sempre in testa alla società. Hai detto bene, Perché- possono già partire le immagini nel Guarda, frattempo del Palermo. alla fine la scelta migliore come allenatore è stata la prima che avevano fatto, cioè E tra Sannino. l'altro ci sorprende
sorprende il fatto che dopo solamente 3 partite Sannino è stato esonerato, ed è secondo me l'ennesimo sbaglio di Zamparini, no? Perché Direi poi dopo di il sì, suo direi di percorso successivo, come tutti ben sanno, non è stato certamente positivo. Anche perché la squadra la costruisci con Sannino, poi la affidi subito dopo a Gasperini, è un po' difficile poi da addomesticare. La parentesi Malesani, insomma, la parentesi Malesani è abbastanza inspiegabile. Il Palermo però sta reagendo abbastanza bene. Seconda vittoria. Seconda vittoria consecutiva, tra l'altro in casa, fuori casa non vinceva da un bel po'. E la classifica adesso si accorcia anche grazie al pari che Siena e Parma hanno maturato. Stasera gioca il Genoa, quindi c'è l'opportunità di agganciare i rossoblù definitivamente, però c'è anche la possibilità che i rossoblù facciano un miracolo contro il Napoli e che allunghino ancora in classifica. In ogni Palermo caso, comunque che ci sorprende anche dal punto di vista caratteriale, no? Sei sopra di un gol, la Samp pareggia, un gran bel gol, e poi dopo insomma ritornare in vantaggio non è mai facile, soprattutto fuori casa. direi assolutamente no, ma è un Palermo completamente ribaltato nel modo in cui approccia la partita rispetto a qualche settimana fa. Gran gol di Ilicic, Esatto, Ilicic tra l'altro sta entrando sempre più nell'anima della squadra, lui e Miccoli stanno trascinando la formazione rosanero anche da un punto di vista caratteriale. Questo è il terzo gol di Garcia. Tutta gente, ad esempio Garcia lo ricordiamo per diversi sbarioni da Paperissima nel girone d'andata. Hai detto proprio bene. Trasformato nelle ultime 2 o 3 giornate. Ma questa è una cosa positiva, perché insomma il carattere di una squadra, se c'è, deve uscire. In questo momento è uscito, siamo tutti contenti noi come siciliani. Certo, non bisogna fermarsi qui, Direi perché di no. Ma a questo punto è fondamentale continuare la striscia positiva anche in casa. Certo, anche perché il Palermo è tutto fuorché salvo in questo momento, è in piena bagarre salvezza, ha perso punti importantissimi, soprattutto le gare con Siena e Pescara. in casa. Sono veramente dei peccati mortali quasi per una Serie A, però è chiaro che rispetto a qualche settimana fa adesso quantomeno c'è una speranza concreta di vedere questa squadra all'opera e di poter vincere. A questo punto, dopo il Palermo, parliamo del Catania, un Catania che insomma, seppur con importanti assenze, è riuscito a non perdere questa partita, perché nella parte finale abbiamo rischiato anche di perderla questa partita. Diciamo di sì, forse il Catania, forse tra le assenze e anche la mancanza magari di stimoli veri e propri, perché siamo arrivati in una fase della stagione un po' particolare. Io non credo che la squadra insomma, abbia mollato, non credo. Io spero di no, più che altro perché l'anno scorso abbiamo visto la china delle ultime giornate. Questa settimana si veniva da una sconfitta brutta contro la Lazio, più che per il risultato, per come è maturata. È stata una partita, anche questa, non esaltante, perché si è tirato poco in porta, molto tattica. Ma anche merito del Cagliari, perché il Cagliari era ben messo in campo. Certo, era molto sulla difensiva, si arrivava addirittura ad avere 10 uomini dietro la linea del pallone. Però il Catania aveva poco mordente. Continua a dire che non è pensabile che insomma, si vincono le partite in casa, soprattutto solo con una punta. Certo, in però, questo caso la dimostra il però fatto... nel momento in cui ti mancano Lodi, Almiron, ti manca il fosforo del centrocampo, soffri anche perché hai altri giocatori, uno su tutti Biagianti, che col 4-3-3 c'entra oggettivamente poco. Quindi, e non solo sul 4-3-3, mio personale pensiero. Ovviamente io mi baso sulla partita, ma comunque un Catania che per quanto riguarda le speranze Europa League è giusto che continui a coltivarle. Certo. Intanto perché ha un calendario sicuramente un po' più semplice. Rispetto a tutte le altre sicuramente. Le altre, tra Inter, Roma, Lazio e anche Fiorentina, ci sono diversi scontri diretti dove queste squadre si potranno levare tanti punti. Il Catania ha 2 partite forse sulla carta un po' più difficili, che sono quelle col Palermo e con il Milan. Il Palermo è un derby, quindi è sempre difficile. Palermo rivitalizzato, certo, il Milan è a San Siro e il Milan è in corsa per il secondo posto. Dopodiché ci sono squadre che abbordabili, ma soprattutto squadre, Siena a parte, squadre che oggettivamente avranno poco da chiedere al campionato. Il Pescara alla penultima giornata oggettivamente sarà retrocesso del Torino. Insomma, orientativamente abbiamo fatto un quadro di un Catania che continua ad essere sempre in lotta per l'Europa League. Dovrebbe comunque riassestare un pochettino tutto il quadro tecnico e recuperare pezzi, i giocatori. Sì, sicuramente. Bene, ti ringrazio come al solito Dario Giuffrida per questa rubrica che chiude la puntata di penalty, che chiaramente ritornerà la prossima settimana. Arrivederci a tutti.